Tra inflazione e bollette alle stelle, in Veneto sono quasi 300.000 le famiglie a rischio povertà. Il nuovo allarme arriva da Bankitalia ed è contenuto nel report annuale. L'economia del Veneto, presentato ieri a Venezia, anche in una regione altamente produttiva e con depositi bancari molto sopra la media, il carovita fa paura. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 30 giugno 2022. La prima notizia del giorno riguarda la povertà, il rischio povertà a cui sono esposte 300.000 famiglie nella nostra regione. Abbiamo letto già il titolo in prima pagina sul Corriere del Veneto di oggi. Sfogliando le pagine centrali del quotidiano, Bankitalia, con l'inflazione alle stelle, 300.000 famiglie a rischio povertà, consumi, la preoccupazione per l'autunno e i risparmi in banca salgono al record di 104 miliardi. Quindi il primo dato riguarda le 300.000 famiglie, il 15% di quelle che risiedono in Veneto, sono quasi 2,1 milioni, comprese i nuclei familiari composti da una sola persona, anziani soli, persone single. Quindi queste 300.000 famiglie sono sulla soglia della povertà e la spesa sociale, scrive il Corriere del Veneto, potrebbe raggiungere livelli straordinari già con i primi freddi del prossimo autunno. Allora vediamo altri dati: 53 miliardi di euro la liquidità delle imprese sui conti bancari. Questi ovviamente sono dati contenuti nel il rapporto annuale L'economia del Veneto della Banca d'Italia. 4,9 la percentuale di crescita dei prestiti alle famiglie a fine del 2021. 7,6 l'aumento registrato dal PIL del Veneto nel corso dell'anno 2021, 40% la percentuale dei nuovi contratti indeterminati sul totale a inizio 2022, un dato piuttosto elevato rispetto ad altre rilevazioni di questo tipo. Ci sono poi tantissimi altri dati, ma leggiamo la notizia sulle pagine ad esempio dei quotidiani del gruppo Gedi. Il rapporto di Bankitalia: la ripresa resiste, ma sono 300.000 le famiglie venete a rischio povertà. Oltre alla crescita del PIL si registra il più 16,6% della produzione, ma a preoccupare ora il tasso di indebitamento dei cittadini veneti. Appunto, di nuovo anche qua 300.000 famiglie sono a rischio povertà, e la notizia sulle pagine anche del Gazzettino con un titolo direi abbastanza diverso. Veneto: la ripresa rallenta ma è boom delle esportazioni. Secondo la Banca d'Italia il PIL regionale è salito del 7,6% l'anno scorso, ma ora pesano rincari ed effetti della guerra. C'è poi una tabellina, un grafico intitolato Il peso degli aumenti sulle famiglie, dove per fasce di reddito si mostra in percentuale quanto impatta l'aumento dei carburanti, del gas, dell'elettricità e degli alimenti. Quest'ultimo è il più impattante per tutte le fasce di reddito. 18,1% il divario tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile in Veneto nella media 2015-2020. Questo per dire che le donne sono ancora indietro sul lavoro. Questo è il titolo di un secondo trafiletto. Il tasso d'occupazione tra uomini e donne nel Veneto, secondo la Banca d'Italia, è il peggiore delle regioni del nord. Il divario appunto è del 18,1%, un dato leggermente inferiore ma sostanzialmente in linea con la media italiana, che è il 18,2%, tra i peggiori in Europa. Ha subito un netto peggioramento nel 2020, anno di pandemia, interrompendo un percorso di lento miglioramento. Secondo il rapporto 2022 della Banca d'Italia, questa minore partecipazione può risentire anche delle difficoltà di conciliazione della vita lavorativa e privata. Gli oneri di cura della famiglia non sono equamente ripartiti. Nella media degli anni 2015-2020 circa il 32% delle donne inattive in Veneto dichiarava di non lavorare per esigenze familiari, a fronte del 2,7%. Peggio che nel resto d'Italia, dove la media è 28,5% delle donne e 2,7% per gli uomini.
Le donne residenti in Veneto restano poi molto più inattive rispetto agli uomini, situazione accentuata anche dalla mancanza di servizi per l'infanzia, scrive il Gazzettino. E poi la considerazione finale: ci si lamenta del deciso calo demografico del nord-est. Insomma, come può una donna pensare di avere figli se mancano i servizi e se appunto la situazione del lavoro è questa. 105,4 i miliardi depositati nei conti liquidi dalle famiglie venete, più 4,9%, imprese a quasi 50 miliardi. Il commento del nuovo direttore della Banca d'Italia della sede di Venezia, Ruggero: situazione finanziaria buona, enti territoriali pronti per il PNRR. Ma appunto, come scrive anche il Gazzettino, Maurizio Crema sul Gazzettino, Veneto ha due facce secondo la Banca d'Italia. Noi voltiamo pagina e torniamo a occuparci della politica veneta e in particolare del caso dei direttori generali delle ULSS pensionati. E allora vediamo sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi: la politica sanitaria veneta, sanità, il caso pensionati si allarga ai direttori sanitari e amministrativi, quindi non solo i DG, i direttori generali. Il terremoto riguarda anche gli altri manager degli ospedali, delle ULSS, e intanto la regione ha chiesto un parere al Ministero del Lavoro per orientarsi. Ieri, a dire la verità, avevamo già sentito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, che seguiva quello del Consiglio di Stato, come scrive anche Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi. Consiglio di Stato e Dipartimento della Funzione Pubblica si sono già espressi, entrambi concordi, con due pareri di 2 anni fa e di 1 anno fa rispettivamente, e hanno entrambi detto che pensione e stipendio non sono cumulabili. Peraltro hanno affermato che gli incarichi gratuiti da manager devono cessare trascorso 1 anno dalla collocazione in pensione. Cosa sta succedendo? Nel frattempo Stopazzolo lascia il DG di Vicenza prima di dimettersi. Attenzione, si tratta di un manager vicentino che però è direttore generale dell'ULSS di Potenza, l'ULSS che è all'origine del terremoto che rischia di sconquassare anche la sanità del Veneto. Lì sono iniziate le indagini della Corte dei Conti e quindi Stopazzolo ha preferito dimettersi. In Veneto invece cosa sta succedendo? Per ora i 4 direttori generali delle ULSS che sono in pensione e continuavano a ricevere anche lo stipendio, si sono autosospesi lo stipendio e però vediamo le reazioni politiche. Camani, consigliera regionale del Partito Democratico, annuncia che depositerà un'interrogazione in regione. Parallelamente Ivan Bernini, segretario regionale della Funzione Pubblica CGIL, esprime il timore che le delibere dei pensionati siano invalide e quindi la richiesta è che la regione non indaghi soltanto sui 4 nomi noti, ma appunto su tutti. La notizia è su tutti i quotidiani naturalmente di oggi. Caos sui DG in pensione, la regione nessun alibi, non cerchiamo scorciatoie, il PD posizioni incompatibili, ci può essere danno erariale, questo è il titolo del Corriere del Veneto, che specifica niente stipendio, da sabato i 4 direttori generali si sono autosospesi dalla retribuzione, ci sono verifiche in corso, la legge speciale consente l'iscrizione all'albo nazionale fino ai 68 anni. Ma vediamo anche il Gazzettino che sceglie un titolo completamente diverso: la politica veneta, manager in pensione e pagati, le ULSS alla regione si può. Presentato un parere dei legali Chester e Miazzi, il direttore generale Flor dice ne prendiamo atto. Palazzo Balbi, sede della regione, dice e assicura niente alibi, chiederemo lumi alle istituzioni. Anche questa dichiarazione che ricorda quel meme di Spider-Man che indica se stesso, meglio il suo sosia, nel senso che una sede istituzionale che dichiari niente alibi e di voler chiedere lumi alle istituzioni, non si capisce bene se voglia chiedere lumi a se stessa o a chi altro. Il Gazzettino scrive comunque, riporta anche le
posizioni della minoranza dell'opposizione in Consiglio regionale. L'opposizione resta dubbiosa, l'esponente del Partito Democratico Camani: presenteremo un'interrogazione, va fatta chiarezza. E comunque resta insomma aperto il tema, e anzi si allarga, di tutti i manager in pensione che però continuano a ricoprire i loro incarichi e percepire i relativi stipendi. Appunto, un caso che non riguarda ormai più soltanto i 4 direttori generali delle altrettante ULSS del Veneto, che nel frattempo si sono autosospesi, probabilmente in via cautelativa, il proprio stipendio, prima di vedere come verrà definita questa situazione, che però appunto potrebbe non riguardare soltanto loro, ma tutti i manager, i direttori sanitari e amministrativi delle ULSS, tutti quelli naturalmente già in pensione. E comunque vedremo come andrà a finire. Nel frattempo certo colpisce scoprire, o meglio riscoprire, la scelta che poi arriva direttamente dal vertice regionale, e quindi dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, la scelta, dicevo, di nominare e di scegliere come direttori generali, come capi della sanità veneta, in molti casi 4 su 9, dei manager già pensionati, al di là della valutazione di opportunità relativa al fatto se sia giusto o meno attribuire uno stipendio a chi già gode di una pensione peraltro pubblica, e al di là naturalmente della vicenda diciamo giudiziaria, o comunque di capire se sia legittimo o meno. Colpisce che appunto ai vertici della sanità siano stati scelti così tanti pensionati. Viene da chiedersi se non ci fossero all'interno appunto, o anche all'esterno, manager un po' più giovani in grado di ricoprire con altrettanta autorevolezza e competenza quei ruoli così importanti a capo della sanità pubblica del Veneto. Non è questo un tema che per ora è stato sollevato, non è stato ancora oggetto di dibattito, vedremo comunque nei prossimi giorni. Nel frattempo chiudiamo questa puntata di Sveglia Veneto con una notizia flash che arriva da Parigi. Colpevole, la lettura della sentenza sul più grave attentato della storia di Francia è cominciata ieri sera, poco prima delle 20, nella sala di legno appositamente costruita dentro al Palazzo di Giustizia. Di cosa stiamo parlando? Del Bataclan. La strage del Bataclan, 19 condanne per la mente Abdeslam, un ergastolo senza sconti, pena massima quindi per il solo sopravvissuto del commando che uccise 130 persone a Parigi, il più grave attentato terroristico nella storia di Francia. Stesso verdetto anche per altri 6 complici che però potrebbero essere già morti in Siria. Si tratta insomma di una sentenza storica, naturalmente importante, e sui quotidiani di oggi ci sono le parole dei genitori di Valeria Solesin, la studentessa, la ricercatrice italiana che era a Parigi appunto per motivi di lavoro e che è morta nell'attentato. La mamma di Valeria dice sulle pagine del Corriere del Veneto che si tratta di una pena giusta. Il fratello della studentessa veneziana, aveva 28 anni, parla di una liberazione. Sul Gazzettino un'intervista a Luciana Milani, la mamma di Valeria Solesin: quell'uomo ha tutto il mio disprezzo, ma Valeria non ce la ridaranno più, non ha collaborato per nulla nelle indagini né tantomeno al processo, ha fatto perfino la vittima, una pagliacciata. Questo è il giudizio della madre di Valeria Solesin nei confronti del terrorista, a questo punto lo si può dire dopo la condanna, Abdeslam. Quanto accaduto in aula in questi 10 mesi è stato l'affermazione del diritto e della giustizia, secondo Luciana Milani, madre di Valeria Solesin. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci domani mattina. Nel frattempo, tutte e tutti voi, una buona giornata.